Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti a questa prima puntata di Il Friuli per Tutti. Oggi il nostro tema sarà We Like Bike. Già il nome un po' ci anticipa l'argomento di oggi, parleremo infatti di biciclette e abbiamo con noi ospite il promotore del progetto We Like Bike, Francesco Ciani. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Francesco, io direi di partire con una domanda quanto mai banale, ma direi fondamentale per entrare un po' nel tema. Cos'è We Like Bike? We Like Bike innanzitutto è un'idea che aveva l'obiettivo di dare delle risposte locali alla possibilità di creare e rafforzare i flussi naturali di cicloturismo che si incentrano su San Daniele, sul territorio collinare, da sempre. Basta mettersi qualsiasi sabato mattina a guardare chi passa per la strada e ci si rende conto, ma anche durante la settimana e in tutte le stagioni, per cercare di elaborare una proposta che fosse organica, che potesse guardare alla bicicletta come a uno strumento di valorizzazione del territorio. Quindi una possibilità per i singoli, ma anche una sorta di patrimonio collettivo guardato dal punto di vista del dare valore a obiettivi di promozione turistica, di utilizzazione di questo straordinario patrimonio naturalistico, architettonico, artistico, storico, culturale. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno da questo punto di vista. A nessun altro territorio assolutamente. E da questa idea è nata We Like Bike. Che poi è nata, vero, dai classici 4 amici al bar e Assolutamente sì. E da lì poi ha preso naturalmente piano piano tutto il progetto. Dunque, prima edizione, anzi così chiamata edizione 0, è stata quella dell'anno passato, il 2019, ma è già partita con tanta carne al fuoco. E vogliamo così un po' ripercorrere gli eventi principali che hanno fatto, diciamo così, da corollario alla bellissima Corsa dei Campioni, che tutti ricordiamo con piacere. Ecco, tra l'altro qui dietro di noi potete vedere scorrere alcune immagini proprio dell'edizione passata. Francesco. Eccoci qua, senz'altro. L'edizione 0 perché abbiamo cercato di sperimentare tutto quello che avevamo immaginato di poter mettere in piedi per dare senso a questa idea. E quindi abbiamo innanzitutto steso sul territorio un percorso una rete di oltre 140 km di percorsi cicloturistici che l'anno scorso toccavano il territorio di 9 comuni della comunità collinare e avevano in qualche modo San Daniele come punto di riferimento, ma erano percorsi tematici, quindi avevano ognuno alcuni punti di forza straordinari che declinavano di volta in volta l'aspetto paesaggistico, quello naturalistico, quello artistico, culturale, architettonico, e avevano tutti in comune un percorso in bicicletta straordinario. Quindi ce n'è per tutti i gusti, direi. Assolutissimamente sì, tanto è vero che avendo allestito sperimentalmente 13 tracciati, c'era quello proprio da formato famiglia con i bambini piccoli, ma molto piccoli anche al seguito della mamma e del papà, al percorso da 120 km del ciclista navigato, cioè, in grado di fare prestazioni e in grado di spendersi su distanze lunghe. E in ogni caso che passa attraverso le bellezze del nostro territorio, che sono legate al compendio del tagliamento, ma anche caratterizzate dalla presenza diciamo delle montagne che sono vicinissime e da questo straordinario paesaggio collinare che con i sali e scendi sembra fatto apposta per attirare la gente in bicicletta. Quindi prima cosa abbiamo allestito questi percorsi, abbiamo messo tutto su internet, abbiamo avuto un discreto successo di utilizzazione fin dal primo giorno, al punto tale che oggi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato un poco più di un anno fa. E contemporaneamente abbiamo anche cercato di caratterizzare la nostra attività dando un'impronta che comunque avesse una narrazione legata alla storia. E allora, oltre ai grandi eventi di ciclismo come
organizzare a 48 ore dalla fine del Giro d'Italia dello scorso anno una corsa dedicata ai migliori atleti italiani che avevano in qualche modo seminato risultati nel corso del Giro e farli correre in cima a San Daniele. Vogliamo ricordare qualche nome? Beh, insomma, i nomi sono i nomi più famosi del ciclismo, non faccio nomi per non dimenticare qualcuno, ma in realtà insomma tutti quelli che avevano garantito risultati per i quali c'erano aspettative dei risultati al Giro d'Italia dell'anno scorso erano a San Daniele. Diciamo che questa cosa rientrava in una tradizione, cioè a San Daniele le grandi corse di ciclismo ci sono sempre state. La Coppa Città di San Daniele, fatta dai nostri amici dell'Unione Ciclisti Sandanelesi, negli anni 20 già si correva, cioè il gagliardetto dell'Unione Ciclisti Sandanelesi è una cosa da museo perché è antichissimo, ha più di 100 anni di storia. A San Daniele il ciclismo è sempre esistito. Sì, il buon Fausto Coppi 6 mesi prima di morire era seduto sulle ruote della bicicletta in piazza San Daniele, dove era venuto a correre l'equivalente di quello che avevamo organizzato noi. Quindi, ci sono delle foto che lo testimoniano, sì, meravigliose tra l'altro. Assolutamente sì. E allora, in sintonia con questa cosa, abbiamo cercato di dare dei contenuti che fossero in linea con l'offerta complessiva di San Daniele, che è una grande offerta di qualità, sia che tu parli di prosciutto, sia che tu parli di storia, di libri, di codici, è tutto di qualità straordinaria. Abbiamo cercato anche noi di allinearci a questo filone e di mettere insieme, per esempio, tutti i musei delle biciclette italiani, che sono una trentina di musei sparsi per tutta l'Italia centro-nord, che sono venuti a esporre qualcosa di loro a San Daniele. È stata una cosa straordinaria che ci ha aperto un mondo e che ci ha spiegato come si possono fare delle cose eccezionali promuovendo il turismo di qualità, legato ovviamente alla bicicletta o alla sua storia. Alcune serate fatte con i nostri amici della RAI, ormai possiamo dire amici perché sono dei nostri, sono di Will Like Bike, da Beppe Conti che è un decano. Parte della famiglia. Infatti è un decano delle trasmissioni, è il decano dei giornalisti sportivi italiani, Franco Bortuzzo che è friulano e che si sono subito innamorati di questa idea e ci hanno dato una mano a organizzare per esempio l'anno scorso una serie di serate con alcuni grandi campioni, grandi personaggi, a parlare di cose anche di attualità. E su questo filone abbiamo imparato quello che potrebbe essere il futuro di questa iniziativa Edizione Zero, che tra l'altro abbiamo arricchito per tutto l'anno, quasi fino a novembre, per quello possiamo dire che si va in bicicletta anche fuori dalla buona stagione, un servizio di noleggio di biciclette elettriche in particolare, le e-bike, che potesse stimolare l'uso dei percorsi cicloturistici, ma attenzione, la bicicletta elettrica è uno strumento con il quale si può fare agonismo, con il quale può correre l'atleta, ma con il quale può correre anche la persona che si è dedicata in modo molto limitato all'attività sportiva e che ha anche una certa età. Cioè è la bicicletta per tutti su un territorio vario e in salita frequente come il nostro. Perché anche questo è da dire, non ci troviamo in una pianura, ma è proprio la nostra forza, quella di essere in un territorio variegato, collinare e chiaramente avere una bicicletta con una cosiddetta, no? Con una pedalata assistita, esatto, permette di usufruire della bici come mezzo turistico, se vogliamo, a tutti. Certo. E infatti noi l'abbiamo sperimentato lo scorso anno e proseguiremo in quest'ottica, mettendo a disposizione un parco di e-bike di ogni tipo, cioè dalla e-bike da città alla e-bike da fuoristrada, in grado di affrontare qualsiasi esigenza prestazionale, da mettere a disposizione di due tipi di utente, sia il turista, quindi chi arriva a San Daniele e scopre un altro sistema per avvicinarsi di più al territorio e quindi per approfondire certi percorsi per l'appunto e poter avere un rapporto più ravvicinato con l'offerta, ma anche per la popolazione che a un certo punto viene avvicinata a uno strumento dal quale è normalmente distante e scopre che lo può utilizzare ogni giorno
con grande soddisfazione, senza affaticarsi eccessivamente e quindi senza distinzione tra un target giovane e un target un po' più anziano, un po' più avanti con gli anni, che però possono fare praticamente le stesse Le cose. stesse cose. Ecco, diciamo che soprattutto in questo periodo storico c'è una riscoperta della cultura della bicicletta e naturalmente We Like Bike va in questa direzione. Assolutamente, perché già l'Italia negli ultimi anni ha un aumento dell'impiego della bicicletta, dell'acquisto di biciclette banalmente a 2 cifre, che in questo momento, mentre proprio stiamo parlando, sta ulteriormente conoscendo una fase di espansione legata a problemi che sono la conseguenza quasi diretta delle vicende che stiamo vivendo. Nelle città dove l'uso dei mezzi pubblici diventa problematico, per non andare ad aggravare il traffico automobilistico e quindi rendere ancora più difficile quello che già difficile era prima, si sono riscoperti chilometri e chilometri di piste ciclabili e stanno tutti realizzando un aumento enorme di piste ciclabili al punto tale che è notizia di questi giorni che si è saturato il mercato di acquisto delle biciclette. Una bella notizia, direi. In questa fase e in questo momento economico è una delle poche notizie che hanno un segno dichiaratamente positivo davanti. Allora, da questo punto di vista, basta che noi, come dicevo prima, ci mettiamo a guardare la gente che passa per la strada e scopriremo che ci sono tantissime persone in bicicletta che sono effettivamente un pubblico stratificato di ogni estrazione, di ogni età e di ogni capacità anche prestazionale che ha riscoperto la bicicletta. Noi intendiamo inserirci in questo filone per stabilizzare con un'attività di impresa nuova, perché la bike sta diventando un'impresa nuova, un consorzio senza fine di lucro, quindi che ha solo l'obiettivo di mettere a disposizione tutta una serie di strumenti e di possibilità di sviluppo concreto per avvicinare di più il territorio e allo sviluppo che è consentito da queste nuove tendenze. Passiamo, direi, sì. al futuro di We Sì, Like Bike. infatti. Quali sono i progetti futuri? Io so che insomma voi avevate già in mente eventi ambiziosi, anche per quest'anno un programma molto ambizioso, tra l'altro in concomitanza con l'arrivo di tappa a San Daniele del Giro d'Italia. Chiaramente tutti sappiamo come sono andate le cose. Ecco, come prevedete di ripartire dopo l'emergenza sanitaria che ci ha colpiti? Dunque, noi l'emergenza del coronavirus ci ha colpiti proprio a 48 ore dalla sottoscrizione dell'atto notarile che costituiva il consorzio di We Like Bike, che è un'impresa senza fini di lucro, che è un soggetto misto tra persone fisiche, associazioni e imprese, ecco perché un consorzio, che aveva appunto il fine di sostenere tutte le cose di cui stiamo parlando e di attuarle materialmente. Avevamo già raccolto una trentina di potenziali soci fondatori, ci siamo fermati perché 30 ci sembravano addirittura tanti, in realtà non c'è limite, è una struttura aperta che anzi più persone intendono aderire meglio è, e quindi questo è anche un invito per chiunque ci ascolta che se c'è qualche interessato, appena a queste cose si faccia vivo, batta un colpo perché noi... Ecco, vediamo anche in sovraimpressione tutti i recapiti, esatto, che chiaramente chi è interessato a saperne di più può andare a reperire informazioni. E in realtà abbiamo dovuto bloccarci a 48 ore dalla costituzione del consorzio e stiamo ripartendo. In questi giorni stiamo ripartendo e riteniamo dentro i primi 10 giorni di giugno di avere finalmente costituito il consorzio e quindi messo in campo lo strumento consorzio We Like Bike per attuare tutta una grande serie di cose. Avevamo in programma, come dicevamo, di associare alla tappa del Giro una serie di iniziative, abbiamo dovuto rinviarle, vedremo come sarà, ma l'attività quotidiana sarà legata alla messa a disposizione delle biciclette sul territorio, all'uso dei percorsi, all'allargamento dei percorsi, allo Spilimberghese e al completamento. Quindi tante belle sorprese in arrivo. Allora io direi ai telespettatori
come già anticipato, di informarsi perché veramente i programmi sono molto ambiziosi e tenersi aggiornati sul sito di We Like Bike. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi oggi e naturalmente vi aspetto la settimana prossima, sempre alle ore 12, sempre su questo canale. Arrivederci a tutti. Grazie dell'ospitalità.